Cosa ha detto il Poiana quando ha sentito il nuovo DPCM di Conte? A Poiana interessa poco, diciamo, il nuovo DPCM, lui è chiuso in Capanon, anzi, meglio che ste robe da artisti comunisti che non ha voglia di fare niente, chiudano, perché anzi, così c'è più gente che viene a lavorare in Capanon e lui non deve andare a cercare i moldavi. Nei panni del Poiana, il suo personaggio più celebre, riesce ancora a scherzare, ma quando si toglie la maschera rimane soltanto Andrea. L'attore padovano Andrea Penacchi è triste e arrabbiato. Il problema è, come è già stato detto, che questo tipo di eventi fanno solo emergere qualcosa che c'era già. C'era un problema per cui la maggior parte dei teatri considera i teatranti, ma anche i musicisti, come l'ultima parte di una catena in cui alla fine non sono così rilevanti. E è questo che crea una vera emergenza, nel senso che ci sono un sacco di attori, soprattutto giovani, di gente che sta emergendo, che si è data molto da fare, molto bravi, che hanno fatto le scuole, che stava cominciando a ingranare e adesso si trova all'improvviso tutto chiuso, senza risorse. Penacchi non si arrende e lancia un appello alle istituzioni e al mondo dello spettacolo con 2 iniziative. L'assessore Marcato mi scrive: noi non avremmo chiuso i teatri, e allora io ho pensato giusto, allora se non possiamo sperare in attenzione dal governo centrale, sentiamo cosa dice la regione. E effettivamente la regione ha aperto su questa possibilità, sulla possibilità di creare, proprio si va a discuterne oggi, stamattina, sulla possibilità di creare un fondo che aiuti chi è in difficoltà, degli artisti. E l'altra cosa, che invece è più di iniziativa personale, privata, è proviamo a fare quello che adesso si chiama un crowdfunding, ma di quando ero ragazzino io era la Cassa Peota, cioè facciamo un fondo di solidarietà e diamoci una mano tra di noi, chi ha qualcosa di più dà una mano a chi ha qualcosa di meno.